Presidente, eccoci qua, quanta è l'emozione? Tantissima, Quanta è stata l'attesa? Perché tanti insomma, anni, sono 20 anni che sono il presidente dell'Aranova e sono 20 anni che combattiamo per crescere. Ad oggi abbiamo raggiunto un traguardo per noi tanto sognato e finalmente faremo questa Serie è D. stata una stagione particolare, ce n'è andata perfetto, poi girone di ritorno, insomma, ci sono state le ultime partite, tanta Sì, sì, sofferenza e poi ecco. anche perché ci troviamo davanti a squadre importantissime come può essere il Rieti, la Viterbese, Esatto, il Pomezia, esatto, tutte squadre molto strutturate per fare esatto, il campionato di eccellenza ad alti livelli. esatto. Qualcuna di queste già ha fatto la Serie D, quindi noi saremo novelli di un campionato che non abbiamo mai fatto. Io combatto e lavoro per il mio paese, ho fatto del tutto per portare l'Aranova, città di Fiumicino, più in alto possibile nel mondo di questo calcio. Ora futuro, insomma, Serie D? Serie D, noi come sempre, io vado sempre con i piedi di piombo e approderemo in questo campionato, come ho già detto, non abbiamo mai fatto con i piedi per terra, con calma e con determinazione.